punto di svolta per il porto di Venezia. È il momento infatti di decidere scelte e strategie per il domani, avere una visione che lo proietti nel futuro, un futuro inserito nell'economia globale e nelle dinamiche internazionali. E due sono le strade su cui riaprire il dibattito con le istituzioni: il documento strategico di pianificazione di sistema, come è definito tecnicamente, e il piano regolatore portuale. Il mercato è cambiato, c'è da valorizzare il porto e l'area industriale che c'è dietro. Il piano regolatore di Venezia Centro Storico è del 1908, quello di Venezia Marghera è 1965, qualcosa del genere, quello di Chioggia è del 1983. È una situazione che ho trovato, su cui voglio lavorare, su cui c'è una grande richiesta da parte del territorio. Deve essere fatta attraverso un percorso veloce ma attento di analisi di dove sta andando il mercato e di come noi dobbiamo potenziare il porto del Veneto. C'è poi il progetto Channeling per gli scavi concordati con l'Unione Europea, perché da fare non in un porto normale ma a Venezia, ovvero scavi all'interno della laguna, che sono tutta un'altra cosa. Il progetto Channeling ci ha consentito di identificare l'intervento minimo dell'uomo, e quindi in termini di intervento chirurgico sui fondali, e siamo andati anche a studiare qual è l'impatto delle navi sulla propagazione del motondoso e sulle barene. Quindi è uno studio che ci consente di garantire la sicurezza della navigazione, tra l'altro con misure che già sono state adottate dalla Capitaneria, ma a garantire anche l'accesso al nostro porto, che è un porto che vive e che continua a vivere. C'è poi la questione fanghi, con la creazione di un'isola per raccoglierli. La nuova isola per il conferimento dei fanghi è una cosa che abbiamo pubblicato come commissario, è una cosa che serve alla città, perché i fanghi che vengono dragati per andare all'ospedale, che vengono dragati dal provveditore, ma anche che vengono dragati dal commissario, hanno per legge necessario di essere conferiti in un sito che non è rifiuto, non è tossico. Chi dice che nella nuova isola vanno rifiuti tossici ignora la norma. L'ambiente infatti è prioritario per il porto e l'attenzione all'ambiente è all'interno di ogni progetto e di ogni opera in programma.